Quest'oggi parliamo ovviamente di teatro, ma parliamo in particolare di un teatro, che a Venezia è il Teatro dei Teatri, e il Teatro La Fenice. La Fenice, dalla fine del Settecento, si erge in campo San Fantin ed ha un nome curioso. È un teatro che la storia costringe in qualche modo a rinascere dalle sue stesse ceneri. Una prima volta il 13 dicembre 1836, quando le fiamme divorarono la sala e la scena e lo stabile fu ricostruito con poche modifiche così com'era. Dove era e come era fu ricostruito anche dopo il 29 gennaio 1996, quando rimasero poco più che le mura perimetrali, ma questa volta la ricostruzione fu un po' più difficoltosa a causa di alcune cause che le ditte appaltatrici si fecero tra loro. Oggi il Teatro La Fenice è tecnologicamente avanzatissimo, ma in realtà rispecchia fino in fondo anche il suo ultimo dettaglio, grazie al lavoro degli artigiani locali. Il nome, così curioso, deriva allo stabile dall'essere stato edificato tra il 1786 e il 1792 da una società che in quel periodo era proprietaria di un altro teatro, il San Benedetto, che è l'attuale Cinema Rossini, e che appunto in quel periodo era stata estromessa dal San Benedetto dalla potente famiglia Venier. Il nome scelto, il Gran Teatro La Fenice, non fu ovviamente casuale, si richiamò il mitico uccello descritto da Erodoto che rinasce dalle sue stesse proprie ceneri e andò a rappresentare appunto la rinascita della società dalle sue disavventure. Una delle particolarità, uno dei primi problemi che si furono posti nell'edificazione della Fenice fu di dotarla di una facciata. Curiosamente i teatri veneziani fino a quel momento non avevano avuto una vera facciata, erano ospitati all'interno di grandi stabili, all'interno di palazzi e per la Fenice appunto si decise invece di creare qualcosa di nuovo e di inedito per la città. A vincere la gara d'appalto tra 28 progetti presentati vi fu quello di Gian Antonio Selva, che fu poi rispettato da Tommaso Giambattista Meduna, che misero mano al teatro dopo l'incendio del 1836 e il progetto originale in realtà arriva fino ai nostri giorni, essendo stato appunto rispettato fino in fondo. E sebbene sia quasi completamente rifatto, il teatro ci appare ancora oggi come nel suo primo giorno, era un giorno della Sensa quando fu inaugurato, il 16 maggio del 1792. Da allora in poi la Fenice di strada ne ha fatta e specialmente tra 8 e 900 è riuscito a diventare uno dei teatri più prestigiosi del mondo, ospitando numerose prime assolute di musicisti di fama mondiale, da Gioachino Rossini a Vincenzo Bellini, da Gaetano Donizetti a Giuseppe Verdi, e poi Sergei Prokofiev, Benjamin Britten, Igor Stravinsky, Luigi Nono e moltissimi altri musicisti di fama internazionale. La sua sala arriva a ospitare 1500 persone e nasconde una particolarità. Oggi esiste un palco d'onore, ma la Fenice originariamente non aveva un palchetto reale o imperiale.
perché i nobili veneziani erano tutti di pari grado e anche gli stessi dogi, sebbene a capo della Repubblica e quindi quando assurgevano al maggior grado consentito all'interno delle istituzioni della Serenissima, comunque non avevano dei diritti speciali perché erano dei pari grado rispetto ai nobili, agli stessi nobili veneziani che li avevano eletti, perché si procedeva per elezione. Il problema di dotare la Fenice di un palco imperiale si pose all'inizio dell'Ottocento, quando arrivò Napoleone Bonaparte. E il primo palco fu in realtà posticcio, fu un'impalcatura insomma chiaramente molto sicura ma appoggiata alla volta del teatro, e poi si sacrificarono invece 6 palchetti nel 1808 per omologare in qualche modo la Fenice agli altri teatri europei che sono dotati di palchetti d'onore. Il palchetto diventò chiaramente poi appannaggio dei Savoia quando Venezia entrò a far parte dell'Italia, ma il 18 giugno del 1946, quando fu votata la Repubblica e quindi fu abbandonata la monarchia, anche il simbolo monarchico dei Savoia fu rimosso e da allora campeggia nuovamente sul palco d'onore della Fenice un leone di San Marco. Al momento della sua prima ricostruzione negli anni 30 dell'Ottocento, Venezia attraversava un periodo molto particolare, si era sotto il giogo austriaco, il 48 era molto di là dall'arrivare, ma vi erano già stati dei numerosi disordini, Silvio Pellico e Pietro Maroncelli avevano già trascorso un decennio nella fortezza dello Spielberg in Moravia, e sebbene non in maniera magari esplicita, però il dissenso strisciava nel silenzio e a volte si appoggiava ad alcuni simboli. Quando bruciò la prima volta la Fenice, quindi negli anni 30 dell'Ottocento, e fu parzialmente ricostruita, questa rivolta sotterranea, soggiacente, non risparmiò neppure il teatro, e ancora oggi sulla volta della sala noi possiamo ammirare delle opere, degli affreschi che raffigurano diverse ragazze. Fra queste ragazze ve ne sono 2 che raffigurano la musica e la danza, che sono molto diverse dalle altre, le Grazie e l'Aurora, che hanno degli abiti molto, molto leggeri. Musica e danza sono vestite di verde e di rosso, e una delle 2 ragazze regge un drappo bianco che in realtà realizza a un primo sguardo cromaticamente il tricolore, quella bandiera tanto ambita per la quale molti giovani dal 48 in poi versarono il loro sangue per conquistare la loro indipendenza. Inoltre il messaggio implicito è: potete dominarci quanto volete, ma la danza e la musica rimarranno sempre italiane. Sulla Fenice si può aggiungere che è uno dei pochi teatri che ha un doppio ingresso, ma un vero ingresso acqueo, perché il progetto di Gian Antonio Selva prevedeva per esempio che il pontile avesse la lunghezza esattamente di una gondola. Alla Fenice si arrivava per lo più in gondola, e quindi l'ingresso d'acqua non aveva nulla da invidiare a quello monumentale con la grande scala che ancora oggi può essere percorso da Campo San Fantin. Sulla facciata di Campo San Fantin c'è un'ultima curiosità. Quando fu inaugurata vi campeggiava la stessa scritta che si può leggere ancora oggi, Societas, che quindi dava l'immediatezza di chi fosse, no, la società proprietaria del teatro. Su questa scritta i veneziani, a cui lo spirito canzonatorio non viene mai meno, coniarono lì per lì un acrostico abbastanza ironico che recita: sine ordine cum irregolaritate erexit theatrum Antonius Selva, che funziona anche in italiano. Senza ordine con irregolarità eresse il teatro Antonio Selva. Societas.